Le paure che abbiamo sono più grandi nella nostra testa che in quello che è la realtà. Avevo 12 anni, io e le mie amiche eravamo a vedere una partita dei ragazzi e l'allenatore è venuto lì e ci ha chiesto se volevamo fare una squadra femminile. Quindi è iniziata così. Gioco a hockey inline, quindi con i pattini a rotelle, con le 4 ruote. In realtà io sono un portiere, quindi ho pattini un po' diversi, ne hanno 5 di ruote in fila. Si gioca con un disco e chi riesce a fare più gol vince la partita. Sì, è stato tutto molto veloce nella serie. Vi va di giocare a hockey? Sì. Chi è la più agile di voi? Lei? Ok, tu vai in porta. Fine. Cioè, quindi niente, poi ero brava e non mi sono più potuta muovere da quel ruolo, però in realtà mi piace perché anche mio papà faceva il portiere di calcio, però quindi ho continuato e adesso è una decina d'anni che gioco, un po' di più. A 18 anni ho deciso che non volevo più nascondermi e ho detto agli amici e ai parenti che sono lesbica. All'inizio, quando gliel'ho detto, mia madre si è messa a ridere e mi ha dato una foto di Padre Pio e mi ha detto tienila che ti servirà. Invece con mio papà non ho avuto molto dialogo, però so che capisce più di quello che vuole far vedere, diciamo. È successo un episodio, praticamente giocavamo in una pista dove avevamo le docce in comune e le ragazze dell'altra squadra le ho sentite dire aspettiamo a cambiarci perché c'è Nicole che è lesbica e non vogliamo farci la doccia con lei. Oltretutto queste ragazze avevano una trentina d'anni, io ne avevo 18, manco le guardavo. Magari. Ho deciso di fare coming out nel periodo in cui c'erano le Olimpiadi a Sochi. Ho mandato una mail a Milena di Let's Pop, ho scelto Let's Pop perché è un punto di riferimento, diciamo, per i giovani. E è successo che appunto non c'era ancora nessuno sportivo in Italia che aveva fatto coming out e quindi è stato sorprendente perché neanche io me l'aspettavo che fosse ripubblicato un po' dappertutto, perché molto spesso il tema dell'omosessualità viene più che discriminato, ignorato in Italia, ecco. L'unica persona di cui avevo paura a dirlo pubblicamente era per mia nonna, che non volevo le venisse un infarto, e mia nonna legge solo un giornale che si chiama Intimità e su quel giornale per sfiga c'era questo trafiletto su di me e ovviamente l'ha vista, è arrivata con questo giornale in mano così sbigottita e io ero già pronta a dire no nonna non sono io, non è successo niente, e invece mi ha guardata e mi ha detto brava, hai avuto coraggio. Sai che cos'è l'hockey? Sì. Lo seguite? Noi siamo interisti, quindi Inter. Inter è tutto. l'Inter è la nostra vita. Sì. Poi c'è il lavoro e poi la moglie. Ma giocate anche? Sì, giochiamo. E sapete se ci sono gay nella vostra squadra? Spero di no. Che io sappia no. Io faccio la doccia sempre con le mutande. Però dico, se un vostro compagno arriva e ve lo dice? Nessun problema, però. Stai debita distanza di sicurezza. Se dovessi votare una legge a favore del matrimonio omosessuale? Sì, certo. Anche perché quante delle coppie separate etero ci sono
che il padre o la madre le ammazzano o spariscono. Invece ci sono degli omosessuali, sono genitori. L'amore che conta. Ciao, posso parlarti di sport? Lei, guarda, lei è sportiva. Io sport zero. Come zero zerissimo? Neanche da piccola hai mai fatto qualcosa? Piscina, pallavolo, tennis, ho provato tutto. Davvero? Sì, E poi alla fine? zero a casa. Non ho finito niente. Conosci qualche sportivo italiano gay? No, Nessuno? proprio io lo sport zero. Ma secondo te ci sono? Ci saranno sì, penso di sì. E perché non lo dicono? Non mi ha mai sfiorato, non ci ho mai pensato sinceramente. Quindi non è strano che nessuno l'abbia mai detto. Non lo so, poi sai, ognuno ragiona anche alla sua maniera. Ma Ciao! ciao. È un po' complicato. Ciao. 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 Volevo parlarti di sport. Sì. Conosci qualche sportivo gay o lesbica? In Italia? In Italia fai una $1000? No, non mi pare, non lo so, forse sì, dovrei conoscerlo, c'è qualcosa non lo di so. importante. Ma secondo te perché non si conoscono? Non si dice di essere gay? Secondo me in Italia c'è un grande problema ancora di chiusura mentale, di chiusura proprio non solo nello sport, in tutti i livelli culturali e poi c'è l'influenza della Chiesa. Se lui ti dicesse che è gay tra 10 anni, 15, non è un problema, se lui lo vive bene, perché a me secondo non te cambia. lo vivrebbe bene? E quello dipende da me, faglielo vivere bene. Se l'ambiente di famiglia lo fa vivere bene, per lui sarà una sua normalità. Purtroppo in questo momento sarei non dispiaciuto, sarei preoccupato perché è dentro una cultura che ancora gli deve far scegliere o di mascherarlo o di mettersi in questa sorta di ghetti. Conosci qualche sportivo in Italia che ha detto di essere gay? No, a dire la verità no. Secondo te perché? Penso che ci siano dei grossi problemi nel dirlo. Qualche problema psicologico, qualche problema della società che non accetta ancora o non è pronta ancora ad accettare questo genere di tendenze sessuali. Ho capito. È più facile trovarli nel mondo della moda, Sì. dove Perché li secondo accettano te? più facilmente. Perché? Che vengono accettati più facilmente, perché hanno estro. Hai mai giocato a qualcosa? Hai fatto qualche... A tennis. A tennis? Sì. E sport di squadra? Quando andavo a scuola facevamo pallavolo, quelle cose lì, ma a scuola, dopo di squadra no. A scuola conosceva delle ragazze lesbiche? No, quando andavamo noi a scuola le lesbiche non erano ancora così manifeste come adesso, ce ne sarà stata magari qualcuna, ma non si mascheravano molto bene. Adesso è un vanto quasi, no? Lei ha dei figli? Una figlia. E se le dicesse che è lesbica? Mi dispiacerebbe, ma se fosse la sua felicità l'accetterei, no? Ma quindi secondo lei farebbe bene a dirlo? E certo, scuola, a me, nel alla lavoro? mamma, certo che farebbe bene a dirmelo, no? No, Io ma lo dico anche accetterei. nel lavoro. Ma certo, ma poi ci si accorge ormai, non è che una può mascherarlo più di tanto, no? Come mai? Cioè in che senso ci si accorge? Beh, ma ci si accorge se uno è lesbica. Sì. Ormai è manifesta la cosa, non si nascondano più, perciò te ne accorgi subito. No? Cosa dite voi? È così. Ma da cosa se ne accorge?
Ma dall'atteggiamento, da tutto, io me ne accorgo subito. Sì? E c'è qualcosa che si capisce, no? Su una lesbica. Vado? Ho capito. No, dai, forza, dimmi che poi vado. Dimmi. Ok, quindi secondo te sono etero o lesbica? Tu? Etero?